Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggiere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggieri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Guardatela, questa è la cimice asiatica, un insetto che sta procurando davvero tanti danni alla nostra agricoltura. Avete sentito la settimana scorsa a Mel, 20% di produzione persa per quanto riguarda le mele, ma si parla di 100 milioni di euro in tutto il Veneto proprio persi nella frutticoltura a causa di questo insetto. E allora siamo venuti a Treviso, qui siamo a San Giuseppe e qui c'è un organismo che è attivo da oltre 40 anni, sto parlando del Codifesa. Condifesa adesso, una volta invece Codi-TV, prevenire meglio che curare, vero Presidente Valerio Nadal? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo all'entrata del vostro ufficio, che cos'è intanto il Codi-TV che adesso si chiama Condifesa? Beh, devo dire che prima di Condifesa e Codi-TV si chiamava Consorzio Antigrandine, perché la calamità che creava dei danni 40 anni fa, come giustamente diceva, era la grandine e si pensava solo alla grandine. Oggi purtroppo con i cambiamenti climatici, che non sono più una eccezionalità ma è diventata una costanza, parlava della cimice asiatica, mai si pensava 40 anni fa della cimice asiatica. Adesso la cimice asiatica è un problema reale. Ecco, su questo noi come consorzio ci stiamo impegnando, noi vogliamo far parte della squadra, con la regione stiamo cercando di insistere, vogliamo accelerare i tempi, bisogna lavorare sulla ricerca e sulla prevenzione. Ma voi fate prevenzione per gli agricoltori, a volte non molto conosciuta perché tanti non si associano a voi e soprattutto non si assicurano. Che cosa fa il Codifesa, il Condifesa? Noi come consorzio anche l'anno scorso abbiamo incontrato 4.000 soci che li abbiamo informati di questa possibilità agevolata che loro hanno per mettersi in copertura, per dargli una garanzia che a fine anno comunque il reddito sia certo. Pensate che un socio su 2 ha presentato una denuncia, 8.000 polizze, ci sono state 4.000 denunce più o meno gravi, vuol dire che la nostra provincia è stata molto danneggiata quest'anno. Oggi diciamo sempre agli agricoltori, il sistema di difesa non è più un'opportunità ma è una necessità. Grazie Presidente, adesso noi ci fermiamo per i titoli, poi cominceremo questo viaggio alla scoperta del Condifesa proprio dal campo. Mentre continua il flagello della cimice asiatica, dal Consorzio Difesa di Treviso, Belluno e Vicenza la proposta ai frutticoltori: dotatevi di reti anti-insetto. Se abbassiamo il rischio si potranno assicurare i frutteti come per il rischio grandine. Mentre l'intera agricoltura italiana guarda con preoccupazione ai dazi USA, si scopre che nella lista dei prodotti colpiti non c'è il prosecco. Sospiro di sollievo per i produttori, considerando che il mercato statunitense è cresciuto negli ultimi 6 mesi del 41%. 49 i formaggi premiati dal Caseus Veneti di Piazzola sul Brenta, una manifestazione che oltre a sancire la qualità della produzione regionale si apre sempre più alle eccellenze nazionali. La VEPA, Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, ha iniziato a versare gli anticipi dei contributi per lo sviluppo rurale. I pagamenti raggiungeranno complessivamente oltre 3.000 aziende montane per complessivi 10 milioni di euro. Sui canali o con le tinozze al centro delle aie ricordiamo il duro lavoro delle donne nel lavare i panni. Con Gianni Marini riscopriamo i riti delle lavandere tra sapone di soda e grasso di maiale e la cenere che rendevano pulite e profumate le lenzuola di canapa della nonna. Ed
come detto ci siamo spostati sul campo per parlare della cimice asiatica e dei danni che ha fatto su questo territorio. Per parlarne meglio siamo con il direttore del Condifesa di Treviso, non solo, Filippo Corrado, buongiorno. Vi abbiamo portato qua per vedere un esempio di sistema di protezione, la cosiddetta difesa attiva, dove il frutteto è stato protetto da delle reti anti-insetto che servono per ridurre l'attacco. Questo ci può consentire di non avere più un danno sistematico, quindi come parlavamo prima il tema della cimice che in certe culture provoca un danno elevatissimo e non più sopportabile dalle aziende. Riuscendo a contenere il danno potremo anche pensare poi a delle forme assicurative o mutualistiche per gestire gli indennizzi dove si continuerà a verificare il danno. Ringraziamo il direttore, andiamo direttamente dal produttore, ovvero Domenico Marconi. Buongiorno, un gradito ritorno peraltro perché noi l'abbiamo già conosciuto questa primavera quando si parlava della produzione a chilometro zero. Allora, da produttore come è andato quest'anno? Anno decisamente difficile, nel senso che produzione scarsa, abbiamo avuto un raccolto di ciliegie attorno al 25% di quello che potrebbe essere la normalità. Quanto hanno influito gli insetti? Allora, sul caso del ciliegio gli insetti non hanno influito, nel senso che sono coperto appunto da reti anti-insetto che hanno fatto per bene la loro funzione. Tutto questo naturalmente non ha portato a una grandissima produzione, determinata da che cosa? È stata abbondante la pioggia in prossimità della raccolta e ha rovinato anche quelle poche ciliegie che c'erano. Tutto questo cosa c'entra il Condifesa? Il Condifesa ha un ruolo importante per noi agricoltori e è un modo di far squadra tra agricoltori per riuscire a trovare i mezzi per difendere il nostro reddito. Quindi diciamo che lei ha avuto un calo di produzione, però questo riesce ad essere un po' controbilanciato in termini economici allora dall'assicurazione che ha fatto? Assicurando il prodotto per agenti atmosferici, non tanto qui ma su altri frutteti, esempio l'albicocche, si riesce a mitigare il danno, diciamo. Quindi lei consiglierebbe di assicurarsi? Sicuramente sì. Il via libera del WTO alle sanzioni USA per 7 miliardi e mezzo di dollari contro l'Unione Europea potrebbe costare all'Italia oltre 1 miliardo di euro. La decisione dell'Organizzazione per il Commercio consente a Washington di aumentare le tariffe all'importazione fino al 100% su una lista di prodotti indicata dal Dipartimento del Commercio statunitense e pubblicata nel registro federale. Grana padano, pasta, olio extravergine di oliva, agrumi, olive, uva, tra i prodotti certamente tartassati, mentre, a sorpresa, al momento non ci sarebbe il prosecco, che vanta il 41% in un anno l'incremento delle vendite negli USA. Il Consiglio Comunale di Asolo ha introdotto le denominazioni comunali per rafforzare l'identità territoriale e la riconoscibilità del territorio legato alla città dei 100 orizzonti conosciuto in tutto il mondo. Il primo prodotto d'eco è la patata di Pagnano, una varietà precisa resa unica dal fatto di essere originata da un terreno ad alto grado di naturalità. Un master in amministrazione e gestione della fauna selvatica promosso dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Daniele Salvagno, presidente regionale, e il professor Marco Olivi hanno firmato la carta degli intenti per incentivare e promuovere la diffusione del corso, oltre che per programmare lezioni teorico-pratiche per favorire l'interdisciplinarietà tra le scienze. Iscrizioni aperte fino al 15 gennaio 2020. La VEPA, Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, ha iniziato a versare gli anticipi dei contributi per l'indennità compensativa di sviluppo rurale del Veneto. I pagamenti raggiungeranno complessivamente 3.423 aziende attive nel territorio montano regionale per complessivi 10 milioni di euro. Un ottimo segnale per l'agricoltura di montagna, che significa difendere l'ambiente e il suolo e contrastare il dissesto idrogeologico. Direttore Filippo Corrado, siamo spostati da un frutteto a un vigneto perché? Siamo trovati in un vigneto in una zona dove quest'anno c'è stata una violentissima grandinata, in particolare il 2 di agosto, perché possiamo vedere gli effetti di una grandinata importante. Qui abbiamo danni molto superiori al 50%, vedete come la grandine ha addirittura anche lesionato la parte lignificata della pianta. Qui parliamo di danni non solo per quest'anno ma anche danni indiretti probabilmente l'anno prossimo, e qui essere assicurati o non essere assicurati fa veramente la differenza. Però andiamo a trovare il proprietario di questo vigneto. Per lei quanto importante è essere stato assicurato dopo questa grandinata?
Ma per noi come azienda è importante perché da quando abbiamo deciso di investire sui vigneti ci permette di garantire un reddito anche in caso di avversità atmosferiche come la grandine, oppure come è successo anche per l'eccesso di pioggia, oppure per la gelata. Per voi che cos'è il Codifesa? Il Codifesa è un consorzio che faccio parte anch'io, che è molto importante perché ti dà la possibilità di, in caso di problematiche, di chiedere anche consigli, di avere sempre un aiuto che ti dà una mano. Inoltre è importante perché ti dà la possibilità di avere un contributo anche significativo, anche a volte nell'ordine anche del 60-70%, che ti fa sì che ti abbatti anche il costo di assicurazione per ettaro. È difficile assicurarsi ed è difficile recuperare poi il denaro? No, secondo me no, di solito a inizio stagione si va dall'assicuratore che è appunto collabora con il Codi TV, facciamo l'assicurazione, alla fine se tutto va bene, procede bene, a fine anno si paga la nostra assicurazione e basta. Se ci sono problematiche, naturalmente il Codi TV tramite l'assicurazione ci dà quello che ci spetta come azienda. Va bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, però prima vediamo un servizio dedicato al Caseus Veneti e ai nostri formaggi veneti e dopodiché continueremo a parlare del Condifesa. Sono 49 i formaggi premiati a Caseus Veneti 2019, 10 vicentini, 4 bellunesi, 10 da Verona, 24 trevigiani e un veneziano. Cornice la stupenda Villa Contarini a Piazzola sul Brenta per la 15ª edizione, dove si sono confrontate 38 categorie che individuano stagionature, lavorazioni, altitudini, tipi di latte e denominazioni. 503 i formaggi iscritti per la competizione che valorizza i prodotti regionali. Dall'idea di quanto nel Veneto i trasformatori, le cooperative, le industrie, il piccolo caseificio ma anche le fattorie ormai cerchino il confronto per dimostrare la loro qualità. È nel DNA loro ormai il fatto del concorso di andare a dire il mio migliore e alla fine si arriva a queste situazioni qua di una qualità estrema riconosciuta da tutti e anche la soddisfazione delle aziende ma nostra personale che partiti dal nulla insieme con la Regione Veneto siamo riusciti ad arrivare a questo sistema di manifestazioni in Veneto che danno una vera immagine, una vera vetrina per i nostri prodotti. Soddisfazione da parte dei concorrenti. Soddisfattissimi per il fatto che sono formaggi nuovi però veramente indovinati che continuano ad avere un certo mercato e un nome anche al caseificio. Da anni che partecipiamo a questa manifestazione a cui ci teniamo soprattutto per confrontarci con le altre realtà, con veramente i tecnici per sapere a che livello siamo di qualità dei nostri prodotti. È da anni che continuiamo ad arrivare fra i primi, anche quest'anno siamo sul podio per sempre avere prodotti d'eccellenza. C'è attenzione e sostegno per questo comparto anche dalle storiche casse rurali, oggi crediti cooperativi. Siamo qua per dare un sostegno non solo economico ma anche proprio per supportare questo tipo di attività che fa Caseus Veneti, ma soprattutto l'associazione produttori latte del Veneto, che incentiva praticamente la continuità delle aziende agricole zootecniche e lattiero-casearie nel territorio regionale. È importantissima la presenza delle aziende zootecniche, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate, perché è proprio una connessione col territorio. L'unione di turismo, territorio e cultura è una combinazione vincente che vale oltre 18 miliardi di euro di fatturato, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando come nella nostra regione deve avanzare una lotta sempre più identitaria. Dobbiamo tutti cercare la tracciabilità e pretendere di capire cosa stiamo mangiando, ha concluso il governatore non prima di aver commentato la sentenza europea sulle quote latte che impone all'Italia di rifare i conteggi. Ciò vuol dire che noi abbiamo pagato una multa per un eccesso di velocità che c'era, ma l'autovelox che ci ha fatto la foto era atterrato male. Questa è la tragedia. Ciò vuol dire che l'Italia ha pagato 2 miliardi di multe per le quote latte per una macchinetta che faceva le foto e ci sono accorti che era atterrata male rispetto al limite di velocità. Questo è quello che è accaduto nelle quote latte per fare un paragone con le strade. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Vertical. Padana Sementi. Per un prato sempre al top.
Seconda parte di Agricoltura Veneta, stiamo raccontando della prevenzione per la cimice asiatica, ma non solo. Dopo aver visto che cosa succede nei campi, siamo tornati nell'ufficio del Condifesa per capire di più e incontriamo il direttore Filippo Codato. Intanto ci spiega perché fuori c'è scritto Codi TV e non Condifesa. Codi TV è il nome vecchio. Quando il consorzio è nato come Consorzio Atti Grandine, come vi aveva già detto il Presidente, adesso invece il concetto è cambiato, i consorzi si sono trasformati e stiamo diventati Condifesa perché siamo consorzi per la gestione del rischio in agricoltura a 360 gradi. Noi siamo un'associazione di agricoltori, una cooperativa nella fattispecie, che raggruppiamo agricoltori e in forma aggregata, quindi con una massa critica molto importante, andiamo a trattare con le compagnie assicurative per avere le migliori condizioni normative, quindi sui testi delle polizze, e tariffarie, quindi sul costo per potersi assicurare, a vantaggio dei nostri soci. Poi le compagnie che accettano questa trattativa entrano in convenzione con il consorzio e i nostri soci liberamente decidono se assicurarsi con una compagnia A, con la compagnia B e con la compagnia C, con il nostro supporto. Perché è importante assicurarsi per gli agricoltori? Non lo diciamo noi, lo dice la politica agricola comunitaria e la politica nazionale, perché non esistono più fondi sufficienti per indennizzare i danni ex post, cioè post evento catastrofale, mentre esistono dei finanziamenti molto importanti per l'accesso alle coperture assicurative e mutualistiche. Adesso noi ci fermiamo come sempre per i consigli del giardino con Adriano Favaretto, poi continueremo perché cercheremo anche di capire cosa c'entra la cimice asiatica con il Condifesa. Guardate che bello sto melograno, lo raccolgo adesso perché poi con l'evento delle grandi piogge si spacca, si rovina e quindi diventa acidulo. Meglio raccoglierlo adesso e tanto lui matura da solo lo stesso, anche se è staccato. Io l'ho tirato via con un po' di rame per scenografia, per appendere, anche è bello da vedere così. Perché ve lo consiglio? Ve lo consiglio perché è una pianta rustica, decora nella fase primaverile estiva dei bei fiori color rosso, arancione, in autunno con questi bei frutti, un bel giallo prima di perdere le foglie, ed è una pianta rustica, non ha bisogno di nessun trattamento, non ha bisogno di grosse potature, tranne magari qualche spollonatura giusto perché dà fastidio, ma è bello da tenere veramente in giardino. Questo invece è il melograno puglia, quello nano. Come vedete i frutti stanno diventando rossi, le foglie fra poco ingialliranno, cadono, però rimangono questi frutti che comunque sono buoni, sono commestibili, ma vedete quanti ce ne sono e che quest'anno ha preso anche la grandinata sulla fioritura, quindi qualcosa ha portato via, ma sembrano proprio delle decorazioni natalizie, non serve neanche che andate a comprare le abete di plastica. Direttore Filippo Codato, un'immagine che vale il vostro lavoro. Esattamente, prevenire è meglio che curare, ma quando c'è il danno bisogna intervenire. Ecco, allora, mentre siamo sempre negli uffici del Condifesa, la domanda è: cosa c'entra il Condifesa con le reti che abbiamo visto per la cimice asiatica? Le reti antinsetto, oltre alla cimice asiatica e la Drosophila Suzuki ed altri problemi, riescono a limitare i danni che invece sarebbero danni certi. Noi sappiamo che oggi su certe culture la cimice asiatica porta danni fino al 100% del raccolto e quindi con un danno certo non è possibile trasferire il rischio a compagnie assicurative o a fondi mutualistici. Quindi l'obiettivo delle reti, assieme a tutti gli altri interventi, la Vespa Samurai antagonista eccetera eccetera, devono arrivare a ridurre, a contenere il rischio in modo che il rischio residuo poi possa essere trasferito o a polizze assicurative o a fondi mutualistici sui quali noi stiamo studiando e lavorando. Quindi voi di fatto non è che finanziate le reti, nient'altro, però promozionate gli agricoltori perché le usano, perché solo così poi si può fare un'assicurazione perché qualcuno ci assicura. Esattamente, il nostro obiettivo è proprio di promuovere la cultura di riduzione dei rischi per poi poter trasferire il rischio residuo. Poi avete anche un bollettino fitosanitario proprio in questa situazione, cioè con questo obiettivo. Certo, noi abbiamo sviluppato ormai da 3 anni che ci stiamo lavorando BODI, bollettino fitosanitario digitale, con l'obiettivo di dare informazioni puntuali e in tempo reale ad ogni singola azienda agricola. Con l'evoluzione del clima così rapida
rapida, dobbiamo essere vicini all'agricoltore e supportarlo nelle scelte. In questo modo diamo indicazioni aggiornate in tempo reale che possono far ridurre significativamente l'utilizzo e l'impiego di trattamenti fitosanitari, sia in termini di frequenza di trattamenti sia in termini di nocività di questi trattamenti. Per noi la sostenibilità a 360 gradi è fondamentale, quindi non dobbiamo puntare solo a sostenere il reddito, quindi la sostenibilità economica, ma puntiamo anche a una sostenibilità ambientale, quindi riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente. Per questo promuoviamo e sviluppiamo una serie di strumenti, da vite in campo al bollettino fitosanitario digitale, a incontri di approfondimento con ricercatori e tecnici, per dare strumenti agli agricoltori in chiave di sostenibilità. Importantissimo il tempo meteorologico, perché voi partite proprio con il consorzio antigrandine. Certo, noi abbiamo anche una rete di stazioni meteo molto rilevante, la stiamo sviluppando anche su Vicenza, recentemente incorporata al nostro consorzio, e bisogna partire proprio da conoscere i dati meteo anche per poi gestire i fenomeni. E proprio per questo andiamo a vedere le previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Ancora una situazione tipica autunnale, un anticiclone che non è più così intenso come in estate, però ci protegge almeno nei prossimi giorni, quindi ci protegge dal grosso delle perturbazioni che interessano marginalmente le Alpi, lì danno qualche effetto, in pianura molto poco. Più in dettaglio prevediamo per domani ancora una situazione di stabilità che si traduce in una velatura del cielo nelle prime ore e un po' di foschia, ma poi dei rasserenamenti. E questa situazione, ecco, ripeto, con il sole normalmente scalda meno, quindi il cielo a tratti è coperto, è molto nuvoloso, ma non ci sono effetti anche per i primi 3 giorni della prossima settimana. Poi, un po' come è successa la settimana scorsa, a metà settimana, mercoledì, forse più giovedì, avremo il passaggio di un sistema perturbato un po' più organizzato, e questo potrebbe dare qualche precipitazione. Poi ancora tempo stabile, a fine settimana, ma dovremo confermare, dovrebbe esserci un peggioramento, ecco, una situazione più rivolta all'autunno inoltrato, quindi possibilità di nuvolosità più intensa, cielo coperto e qualche precipitazione. I venti un po' per tutta la settimana si manterranno di direzione variabile, con tendenza a provenire dai quadranti occidentali poi durante il peggioramento, e le temperature si mantengono nella norma. Abbiamo avuto un abbassamento anche repentino nelle ultime ore, ma poi si posizioneranno un po' per tutta la settimana con valori minimi intorno, diciamo, in pianura almeno dai 9-10 gradi fino a 12 gradi, i valori massimi che toccheranno anche i 20 gradi, anche se temporaneamente potrebbero essere al di sotto, ma diciamo in un certo periodo, in un certo momento potrebbero anche salire oltre i 20 gradi, ma non di molto. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati con il presidente del Confindifesa, Valerio Nadal. Allora, Presidente, intanto andiamo a camminare in questo bellissimo vignetto, che però bellissimo è fino a un certo punto perché è stato colpito da grandine, quindi è un esempio dell'importanza del Confindifesa per l'agricoltura. È un nostro socio, e i nostri soci dicono sempre il consorzio di difesa è il consorzio nostro. Perché dicono così? Perché il consorzio gli dà la sicurezza, gli dà la certezza e gestisce, perché oggi tutti pensano alla burocrazia. Io dico sempre, la burocrazia non la rispediamo al mittente, ma viene gestita all'interno del sistema. Questo è il ruolo del consorzio, intercettare oggi quella parte contributiva da parte del Ministero, da parte della Comunità Europea, è un nostro dovere. Noi, e io come Presidente, come Consiglio, cerchiamo di intercettare quelle parti contributive in modo tale che quella spesa inerente ad una copertura del vigneto sia una spesa che sia accettabile all'interno del sistema produttivo. Il Confindifesa oggi è questo, domani cosa deve essere? Più attento al biologico? Ma domani noi stiamo lavorando per cercare di costruire quella sostenibilità che ci permette di avere un prodotto sano e genuino e integro alla raccolta, e questo sarà permesso grazie alla ricerca e grazie all'innovazione meccanica, non c'è altra alternativa. Questo naturalmente fermo restando la tutela in caso di avversità naturale. In caso di avversità naturale noi dobbiamo tutelarci con un sistema assicurativo chiaramente agevolato e con un sistema
sistema mutualistico che abbiamo già avviato da 6 anni. Ricordo che quel sistema mutualistico in questi 5-6 anni ha già risarcito valori pari a 5 milioni di euro. Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia. Senta, noi abbiamo iniziato questa puntata parlando della cimice asiatica. Per la cimice asiatica abbiamo detto che in questo momento non c'è copertura assicurativa. Il futuro come può essere? Ma noi stiamo già lavorando, dicevo prima, in collaborazione con gli enti proposti per cercare insieme di creare un fondo mutualistico. Stiamo intercettando un contributo da parte della Comunità Europea importante che è pari al 70% dei costi e vogliamo fare in modo che anche la cimice asiatica abbia uno strumento che chiaramente dia sicurezza ma dia soprattutto certezza di reddito. Grazie al Presidente Nadal, come sempre la puntata dell'agricoltura si termina con gli attrezzi storici e soprattutto i nostri proverbi, allora linea Gianni Marini e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, sono tanto contento, sono insieme con le donne perché bisogna ricordarsi anche le ore di quello che fa e di quello che ha fatto. Una volta, prima che arrivasse adesso la lavatrice che potete tirare via una fiata e fatica, che era sti attrezzi qua, come Anna che arriva a lavare adesso con l'ampor, ne avevamo un esempio in riva ai Buranei che è anche una bella fotografia era del municipio, e andava sui corsi di acqua a lavare la roba i fiori, partiva con sua bella roba e la rasentava. Sulle campagne invece, e ora andiamo qua, quello che è gallina, era a pompa, era te pompavi e la rasentava. Una roba importante, sul mastero andava fatta a Isia cosa aerea. A Senare te buttavi acqua del boio in cima e sta prodotto diciamo serviva per disinfettare e sbiancare i nisioi e roba che era. Un'altra roba importante era questo, il saun e era fatto con grasso del poseo, di bestia, fatto boia con sola caustica, gli buttava dentro un po' di menta, roba per fare una cianda di profumo, fatto boia un po' di ore, conseguiva raffreddare, io tagliavo a tocchi e veniva fuori questa roba qua. Tutto fatto in casa e senza inquinamenti. Reasso con proverbio, ricordate che vuol Senare e Bruschin per lavare la roba al contadino. Ciao e sempre forti! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.